parliamo di tartufo. Normalmente, intanto siamo in compagnia di chi? Perché noi ci dimentichiamo. Andrea Pinsalfini, sono responsabile commerciale Italia della TEC Tartufo. Mi ero dimenticato, ma noi siamo già stati a trovarvi prima qui per capire un sì. po' cosa è il tartufo, perché ovviamente il tartufo si coniuga con Alba, ma in realtà la zona è ben più ampia. Il tartufo si trova in gran parte dell'Italia. Alba ovviamente è la città più famosa per quello che riguarda il tartufo, Ma anche perché anche c'è Acqualagna. come si dice, un'asta, no? Dei tartufi. Sì, tengono l'asta ad Alba, però anche Acqualagna è una capitale del tartufo. Acqualagna ha la particolarità dove ci possiamo trovare tutte le 4 tipologie di tartufo più importanti, che dal tartufo estivo, il tartufo bianco, il nero pregiato e il bianchetto, li possiamo trovare tutti nell'area dell'Acqualagna, e questa insomma Questo è il pregio. è il pregio delle nostre zone. E voi dicevamo che voi in qualche modo avete saputo interpretare questa eccellenza, poi come dire, coniugandola in modo diverso, no? Sì, diciamo che la nostra azienda ha circa 30 anni e abbiamo voluto sdoganare il discorso del caro del tartufo, e vogliamo portare sulle tavole di tutti un prodotto conservato che può essere utilizzato sia a casa ma anche dai ristoranti, dagli chef, e ottenere degli ottimi risultati. Anzi, noi diciamo che i nostri prodotti conservati, visto che utilizziamo una grossa cernita della materia prima sin dall'ingresso dei prodotti che arrivano in azienda, e sono un asso nella manica per poi esaltare anche proprio il tartufo fresco quando viene utilizzato insieme ai prodotti. Prima ci raccontava Giovanna che c'è anche un piccolo consiglio: se uno vuole comprarsi tartufo da usare a casa, piuttosto che prendere una pezzatura grande è meglio avere 2 pezzi più. Io consiglio sempre, perché poi siamo abbastanza bravi nel guardare i tartufi, sentire se sono buoni, meno buoni, però dentro gli occhi, dico, dentro il tartufo non ce li mette nessuno, quindi con tutte le migliori intenzioni io consiglio sempre di prendere magari 2 pezzature più piccole, no? E che se ci fosse qualcosa che non va ce l'abbiamo sempre uno di scorta. Abbiamo comunque la gomma di scorta. Sì. Sì, perché certe volte uno si fa prendere un po', come dire, dall'ebbrezza del pezzo unico. Sì, ma ecco, diciamo, all'occhio meglio. di tutti è chiaro che portare sulla tavola una pezzatura importante, bello, tondo, con insomma, un bel disegno, è una cosa, Lasciamolo fare, dai. è una cosa bella. Però poi se invece a casa vuoi mangiare, anche se non è proprio bello, il tartufo poi se è brutto, a volte più brutto è più buono è. Perché dicevamo che l'importante è il profumo, Esatto. quindi più è profumato più è buono, perché il tartufo si mangia soprattutto con il naso, se si può dire che si Infatti mangia ci siamo col fermati naso. qui perché tu sei stata rapita immediatamente da Dal questi profumi, no? dal profumo eccezionale, davanti a cui non ci si può fermare. Certo. E abbiamo visto questa serie di prodotti particolarmente importanti ed esposti anche bene, alla portata di tutti. Sì, è importante avere anche questa possibilità del confezionamento, perché appunto ci permette di usarlo durante tutto l'anno senza dover avere il prodotto ovviamente fresco. La cosa interessante è proprio questa, poter mettere anche da parte dei ristoranti tutto l'anno un prodotto a menù allo stesso costo, perché poi chi adopera solo fresco chiaramente non può ottenere sempre lo stesso prezzo, va a seconda dei giorni, invece il conservato ci dà la possibilità di utilizzare sempre lo stesso prezzo. Io vedo qui al suo fianco 2 gentili e bellissime signore. Signore, qua abbiamo E poi ho visto qui, ecco, me le presenti tu. Qua abbiamo Lorenza. Lorenza, piacere. Lorenza, e poi Lidia Marchetti. ho visto qui una cosa particolare, secondo me è un po' frutto vostro questo discorso della, come dire, della ricetta su cartolina, è molto bello in qualche modo. Voi come lo usate in cucina? Visto che penso sarà un vostro ingrediente che usate spesso.
Allora, noi conoscendo bene la materia, perché si può dire che ci siamo nati, quindi cerchiamo sempre di sbizzarrirci. L'idea della cartolina ricetta è nata proprio questo, nel cercare di veicolare e dare idee logicamente alle persone che vogliono approcciarsi ad un prodotto così insomma particolare di nicchia. E quindi è nata questa cosa assieme, ma perché non fare un kit, un seriale di cartoline simpatiche dove oltre all'immagine del piatto finale diamo proprio indicazioni di una ricetta. Quindi è un proseguo dove ci saranno varie cartoline con varie ricette differenti. Noi come lo cuciniamo? Allora, le posso dire la tradizionale tagliatella oppure il tradizionale uovo che sta benissimo, ma anche una ricettina particolare, provare a utilizzare il tartufo anche con del dolce. Una semplicissima crema, magari arricchita con delle scagliette di tartufo per esaltare ancora più questo particolare binomio tra dolce e salato. Cos'altro possiamo aggiungere a questo abbinamento? Ci possiamo mettere anche del vino? Cosa possiamo anche aggiungere? Cioè il tartufo come si completa a tavola? Allora, il tartufo ha delle affinità sicuramente con tutte le pietanze grasse, quindi sta molto bene con pietanze grasse, con dei sentori anche dolci, un po' meno con gli acidi, quindi dobbiamo ricordarci che l'affinità con il tartufo è molto importante se si vuole fare sì che il piatto poi abbia una resa ottima, insomma, un piatto gustoso, profumato, con i sentori del bosco, per cui stanno benissimo i funghi porcini e tutti i sentori anche che ricordano il tartufo come i sentori agliacei che ne fanno insomma parte. Una spruzzatina di tartufo, un po' di tartufo, poi ovviamente ci sono anche prodotti complementari, c'è l'olio, ho visto già delle tagliatelle prima che erano già... Abbiamo sì una vasta gamma di prodotti proprio per far sì che possiamo accontentare diversi palati, diversi gusti, tartufi declinati in tutte e 4 le tipologie, quindi passiamo dal bianco pregiato che è il re della cucina a un nero pregiato melanosporum, un tartufo bianchetto e un tartufo estivo che è quello insomma più delicato. E che dire, questa vasta gamma è proprio per accontentare un po' in tutte le stagioni gli amanti del tartufo e per poterlo così gustare con ottimi piatti. Io direi che c'è da dire poco, bisogna in qualche modo provarlo. Quindi, ecco, ricordiamo direi il sito, a questo punto chiudiamo. Il nostro sito è www.tectartufi.it.